Tragedia a Trevignano, una donna di 50 anni soccorre la madre rimasta con l'auto in panne e viene travolta da un furgone. Marica Visentini è morta sul colpo, altri 2 veicoli sono rimasti coinvolti, 3 i feriti. Il dramma di Trevignano si è consumato davanti agli occhi della figlioletta della vittima di appena 10 anni, la testimonianza di una residente che ha assistito alla scena. Sicurezza a Treviso, dure le parole del sindaco Conte che chiede al governo un'azione forte in materia di sicurezza e sull'ex caserma Serena dice ospitate 700 persone, sono troppe. Baby gang, violenza e disagio giovanile Don Adelino, si mobilita a Santa Maria del Rovere, sta nascendo un centro di recupero dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie. Mattina di paura a Cortina per il distacco di una slavina, a provocarla 2 sciatori denunciati dalla polizia, mobilitazioni di uomini e mezzi per scongiurare la presenza di vittime e feriti. La politica regionale in Veneto non si esclude lo strappo all'interno del centrodestra tra Lega e Fratelli d'Italia, il carrozzo pronto a correre con Mario Conte, il diretto interessato è possibilista. I dati degli ultimi giorni sulla qualità dell'aria sono buoni, il comune di Treviso dà l'ok ai tradizionali pane e vin, per il momento in tutto il comune saranno 8 da Sant'Abono a San Bartolomeo. E per il pane e vin di Arcade scattano misure straordinarie di sicurezza, visto anche il quadro internazionale. Il sindaco Presti ha chiesto e ottenuto dal prefetto più forze dell'ordine. Pedaggi più cari a fronte dei cantieri finiti contro il nuovo aumento scattato il 1° gennaio per la tratta della 27 Venezia-Belluno che porta la tariffa a 9,20 euro, scatta la protesta dei bellunesi. Partono i saldi, secondo le previsioni di vendite i trevigiani dovrebbero spendere circa 300 euro a famiglia, ma la capacità d'acquisto della classe media è sempre più ridotta. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli, la cronaca l'avete sentita in primo piano con la tragedia avvenuta a Trevignano. Soccorre la madre rimasta in panne con l'auto e viene travolta da un furgone. Muore una 50enne sotto gli occhi della figlia di 10 anni e dell'anziana mamma. Il bilancio drammatico, una vittima e 3 feriti. Il botto tremendo, le urla disperate della ragazzina a terra sotto il furgone, Marica Visentin, 50 anni di paese, ad accorrere per prima una donna residente proprio vicino al terribile schianto in via Madonnette. Sono venuta fuori e ho visto 4 macchine e sentivo questa bambina che gridava mamma, 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 ho visto il furgone e niente, ho detto mamma, ho gridato mamma, non vedo nessuno. Poi mi sono avvicinata al furgone, ho guardato sotto, mi sono messa le mani nella testa, ho detto mamma mia, ho fatto. E però la donna non si muoveva, non dava segni di vita. Una concatenazione di eventi hanno provocato la tragedia. La macchina dell'anziano 85enne si è fermata per un guasto lungo la provinciale via Roma. Un automobilista l'ha aiutata a spostare il veicolo in via Madonnette. Poi è arrivato un residente che ha tentato di capire quale fosse il guasto. Io ho guardato la macchina, cosa che aveva. Ho visto non aveva niente, ho detto capi il meccanico. E ha detto chiamo la figlia. È perché il meccanico non rispondeva. Dopo io sono preso e sono andato a casa. Poco dopo è arrivata Marica Visentina insieme alla figlioletta di 10 anni che ha parcheggiato vicino all'auto della mamma e proprio mentre attendevano insieme il carro attrezzi dalla parte opposta di via Madonnette un furgone che non avrebbe rispettato il dare precedenza ha tentato di attraversare l'incrocio proprio mentre stava arrivando un Opel Corsa condotta da una donna straniera. L'impatto devastante. Il furgone, ormai senza controllo, ha proseguito la corsa fino ad urtare i 2 veicoli parcheggiati sul ciglio della strada di via Madonnette e travolgendo la 50enne. I soccorritori hanno dovuto alzare il furgone per estrarre la vittima priva di vita. La donna è morta sotto gli occhi della figlia e della mamma 85enne, entrambe con lieve lesioni e sotto shock sono state portate in ospedale a Montebelluna, così come la donna straniera, la guida dell'Opel Corsa, rimasta ferita nell'impatto con il furgone. Illeso il conducente del van che ha cercato di ricostruire quanto accaduto. Io ero già al centro dell'incrocio, ha detto disperato ai soccorritori. Ora saranno i carabinieri a ricostruire la tragedia, l'ennesima nella Marca. Sul posto anche la polizia locale e dei vigili del fuoco arrivati con 2 mezzi. A Porcellengo di Paese la notizia è arrivata subito lasciando nel dolore gli amici, i familiari e quanti conoscevano la giovane mamma.
L'incrocio tra via Madonette e la provinciale via Roma è pericoloso, lo dicono a gran voce i residenti, non è il primo incidente, qui le auto corrono veloci. Le lamiere contorti lampeggianti delle forze dell'ordine e il lenzuolo che copre la vittima all'ennesima della strada. Gli automobilisti passano, rallentano e guardano la scena di una tragedia immensa. Un incrocio pericoloso, a dirlo è il sindaco di Trevignano Franco Bonesso. Esprimiamo un profondo dolore e esprimiamo anche le più sincere condoglianze alla famiglia della signora che è deceduta in un incidente che ha dell'incredibile. Purtroppo si corre troppo forte nelle nostre strade, in modo particolare nella strada provinciale 68 dove è avvenuto l'incidente. L'incrocio è segnalato da un semaforo lampeggiante, ma ancora, ci dice, non è sufficiente. Abbiamo bisogno di maggiori strumenti per limitare la velocità, strumenti che oggi il codice della strada non ci dà. Credo che, ancorché sia appena stato modificato, abbia bisogno subito di una revisione per dare alle amministrazioni locali le strutture e la forma per installare autovelox che inducano gli automobilisti a rallentare. Non è il primo incidente in questo incrocio, ci raccontano i residenti, mai così grave, ma ci sono stati altri sinistri. E questo incrocio è proprio un incrocio, diciamo, maledetto in tutte i sensi, perché ne succedono spesso. Questa strada no, questo incrocio abbastanza. Non è la prima volta che succede qualcosa, magari non così grave, ma perché comunque anche uscendo da lì è una strada tutta dritta e basta attraversare un attimo e magari ti prendi dentro con un'altra macchina che arriva, perché qua corrono anche. Marica Visentin viveva a qualche chilometro dal luogo della tragedia a Porcellengo di Paese, lavorava in un'impresa di pulizia. Sul posto sono arrivati i familiari della donna sconvolti. Un tragico destino, dice Katia Uberti, sindaco di Paese, che ha preso subito la notizia. L'intera comunità di Paese si stringe al dolore della famiglia della vittima. Ed ora parliamo di sicurezza a Treviso, dure le parole del sindaco Conte che chiede al governo un'azione forte sull'ex caserma Serena. Dice sono ospitate 700 persone, sono troppe, pretendo dallo Stato le forze dell'ordine necessarie a difendere la mia comunità. Troppe volte tutti questi episodi violenti sono riconducibili a una presenza troppo massiccia di comunità straniere che non hanno alcuna intenzione di integrarsi con la nostra. Io sono assolutamente favorevole all'integrazione, lo sapete bene, è altrettanto vero che i dati ci dicono questo, la stragrande maggioranza dei reati e degli atti di violenza sono riconducibili a stranieri. Il primo cittadino di Treviso torna sugli episodi di violenza che hanno segnato soprattutto le ultime settimane del 2024, riportando in primo piano il tema sicurezza in città. Risse, aggressioni, rapine fino all'omicidio in via Castelmenardo di Francesco Favaretto, fatti che hanno creato inquietudine e preoccupazione tra i cittadini. Ma il sindaco non si ferma qui, facendo un'ulteriore considerazione a proposito dei numeri dell'ex caserma Serena. L'ultimo episodio è stata una rissa tra cittadini del Bangladesh ed indiani, ospiti della caserma Serena, alcuni ospiti di un altro centro di accoglienza, altri. Ce ne sono 700 all'interno della caserma Serena. Io credo che siano troppe persone messe insieme, troppe etnie sovrapposte, troppe abitudini e culture diverse che rischiano di diventare un mix esplosivo che si ripercuote poi nella nostra comunità e nella nostra città. Quindi dico allo Stato, se ci mandi 700 persone all'interno della caserma Serena, io pretendo che tu mi mandi anche le forze dell'ordine necessarie per difendere la mia comunità. Da Treviso al governo la richiesta di un'azione forte, ad iniziare da un incremento della presenza di forze dell'ordine sul territorio. E poi servono poche regole chiare, rispettate da tutti, italiani e non italiani, e soprattutto serve la certezza della pena, perché chi sbaglia in Italia deve avere la certezza che paga. Oggi invece vige la certezza della non pena, perché passa questa idea che qualsiasi cosa tu combini in Italia comunque non ti succede niente, ed è un po' così francamente. Sindaco, si aspetta una risposta dal governo a stretto giro? La risposta la pretendo
però devo dire che, conoscendo la sensibilità e lo spirito di responsabilità del ministro Piantedosi, già nei prossimi giorni ci sentiremo, e l'ho invitato a venire a vedere anche il grande lavoro che fanno le forze dell'ordine. Quindi noi chiediamo strumenti per poterci difendere e regole per poter rientrare nell'alveo della democrazia e della serenità sociale che in questo momento viene un po' a mancare. Desidero unire la mia voce a quella dei tanti sindaci veneti che di fronte a nuove tipologie di reati che vengono commessi nei loro comuni chiedono aiuto alle istituzioni nazionali perché vengano reperite e inviate nelle zone calde più forze dell'ordine. Le parole del presidente del Veneto Luca Zaia, che poi aggiunge: rivolgo al ministro Piantedosi, ai prefetti e a tutti coloro che rappresentano lo Stato sui territori un appello affinché si faccia tutto il possibile per dare risposte a tutti quei sindaci che sui loro territori ben poco possono fare con le donne e gli uomini delle polizie municipali. Il sindaco cerca nell'immigrazione un capro espiatorio, così il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale Pelloni replica al primo cittadino di Treviso. Certamente vanno cercati delle misure per arginare questi fenomeni, ma il capro espiatorio che cerca il sindaco nell'immigrazione non è giustificabile. Bisogna incentivare l'impegno sul fronte della sicurezza per i nostri cittadini, sul fronte anche delle politiche per i nostri ragazzi, quindi per impegnarli, per coinvolgerli, per integrarli. Replica così il capogruppo del PD in Consiglio Comunale alle dichiarazioni del sindaco Conte sul tema sicurezza in città dopo gli ultimi episodi che hanno visto protagonisti cittadini stranieri. Per Pelloni gli immigrati sono cittadini preziosi, fondamentali per la nostra economia, ma vanno integrati. Un'integrazione che non può passare, secondo l'esponente Dem, solo attraverso il lavoro. Non basta il lavoro, serve la casa e serve integrarli nella nostra comunità, nelle nostre leggi e nella nostra cittadinanza. Ma quello che ha coinvolto questi episodi di insicurezza in città ha riguardato italiani, ragazzi italiani e anche ragazzi di seconda o terza generazione. E proprio per i giovani di seconda o terza generazione, spiega Pelloni, è necessario intervenire velocizzando i tempi per la cittadinanza, facendoli sentire parte della comunità in cui vivono. Spesso sono nati in Italia, hanno fatto tutte le scuole in Italia, ma che prima di sentirsi italiani per lo Stato devono aspettare i 24 anni, 25 anni. Ecco, non si può, secondo me, chiedere a un ragazzo di rispettare una comunità quando c'è questa comunità che non lo fa sentire parte di se stessa. Aprirà con tutta probabilità ad aprile la prima comunità per il recupero di minori e adolescenti violenti e autolesionisti. A realizzarla un giovane psicologo e psicoterapeuta che da Padova ha deciso di trasferirsi a Treviso, dove ha trovato sostegno dalla parrocchia di Santa Maria del Rovere. In anteprima le immagini del complesso. È un cantiere aperto, la palazzina di via Avogadro degli Azzoni a Santa Maria del Rovere. Un edificio che diventerà la prima comunità per il recupero di minori e adolescenti violenti verso se stessi e verso gli altri. A realizzarla Manuel Racchelli, un giovane psicologo e psicoterapeuta che porta in città oltre 10 anni di esperienza maturata a Padova. Chiamato a Treviso da Don Adelino Bortoluzzi, da sempre attento ai giovani e alle loro difficoltà. Così, dopo gli universitari in crisi che poi arrivano alla laurea studiando in canonica, ora la parrocchia sostiene questo progetto che vuole dare una risposta concreta al malessere dilagante che sfocia in atti violenti come quello in via Castelmenardo. Una struttura che sarà pronta ad aprile, ma che Don Adelino segue, come dimostra la visita che facciamo con lui oggi, praticamente ogni giorno, convinto che solo attraverso professionalità come quelle di Manuel si possa curare questo male oscuro che colpisce giovani e famiglie. Nascerà una comunità per adolescenti in difficoltà dagli 11 ai 18 anni con delle possibili patologie di varia natura psichica. Ma il progetto prevede anche uno spazio nella struttura stessa della parrocchia. Con la parrocchia di Santa Maria del Rovere stiamo pensando di aprire uno spazio ascolto, un centro diurno rivolto anche ai ragazzi che invece manifestano più agiti aggressivi e rivolti a una violenza che sta straripando. Quello che noi andremo a trattare non è solo l'adolescente, ma tutto il nucleo familiare.
Perché secondo Manuel Racchelli si cura la violenza dell'adolescente agendo sugli adulti che lo circondano, per primi genitori ed insegnanti. Non è possibile che un genitore vada in contrasto con un insegnante. È come quando a casa mamma e papà litigano. Un conto è che litigano tra di loro, un conto è che diano messaggi contrastanti al figlio. A quel punto il figlio chi ascolta? Di chi può avere fiducia? Non ha più fiducia di nessuno dei due, non ascolta più nessuno dei due. Adulti seguiti e formati quindi per indicare la strada giusta ai loro giovani. Questi adolescenti che sembrano spersi, se li si va a vedere in centro sembrano persi, non si capiscono più, sono insicuri. Di fronte a questi adolescenti, secondo me, qual è la forma più terapeutica che esiste o più forte a livello terapeutico? Riuscire a trovare quella cosa che appassiona il giovane, tirarla fuori e fargliela vivere. È così che smette di far cazzate in giro, no? Continuiamo con la cronaca. I carabinieri di Silea hanno arrestato un cittadino straniero di 23 anni residente nell'OP Tergino con precedenti di polizia, responsabile di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Ieri pomeriggio il giovane, dopo essere entrato nel negozio Sportler, ha rimosso la placca anti-taccheggio da un paio di pantaloni del valore di 140 euro e poi li ha nascosti sotto il giubbotto. Scoperto dagli addetti alla vigilanza, ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato poco dopo dai carabinieri. Il 23enne è stato trovato in possesso, oltre che della refurtiva, anche di un cacciavite probabilmente utilizzato per rimuovere la placca antitaccheggio. La merce asportata è stata restituita al legittimo proprietario. Veicolo rubato ad una ditta di Borso del Grappa, intercettato dalla polizia locale dei Castelli dopo un inseguimento per le vie di Montecchio Maggiore, arrestato il conducente. Un veicolo rubato, rintracciato grazie ai targa system che ne hanno segnalato il passaggio. Così gli agenti della polizia locale dei Castelli si sono subito messi sulle tracce del mezzo risultato rubato ad una ditta una decina di giorni prima, riuscendo a intercettarlo in Viale Europa. Alla vista della pattuglia, il conducente, anziché fermarsi, si è dato alla fuga accelerando. Ha provato ad allontanarsi ad alta velocità, procedendo in direzione nord, mettendo in pericolo l'incolumità pubblica e degli utenti della strada. Dopo un inseguimento di una decina di minuti per varie vie della città, il veicolo è stato fermato in zona San Vitale. Nonostante ciò, il fuggitivo ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato. Identificato, è stato arrestato per le ipotesi di reato di ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. Nell'abitacolo è stata rinvenuta della cocaina ritenuta ad uso personale del sospettato, che è stato anche segnalato alla Prefettura di Vicenza come consumatore di sostanze stupefacenti, con il conseguente immediato ritiro della patente. Nell'anno 2024 abbiamo implementato questo sistema mettendo a bilancio 130.000 euro che saranno quest'anno installate nuove telecamere per dare più sicurezza e più senso di sicurezza anche ai nostri cittadini. Quindi questo un grande applauso ai nostri vigili e il nostro sistema che abbiamo messo in essere. Siamo alla politica, elezioni regionali in Veneto, si fa strada l'ipotesi di un centrodestra diviso con una corsa solitaria della Lega che potrebbe scegliere come candidato l'attuale sindaco di Treviso, Mario Conte, che conferma: se me lo chiedessero non mi tirerei indietro. Credo che sia ancora abbastanza prematuro, nel senso che non sappiamo ancora quando andremo a votare, se nel 2025 o nel 2026. Io continuo a custodire ancora il sogno che possa essere ancora il nostro presidente Zaia il candidato alla presidenza del Veneto, perché se lo merita, perché i veneti lo apprezzano, lo stimano, ha lavorato bene e perché dovrebbe dare continuità. Se così non sarà, apriremo una riflessione interna alla coalizione, ma soprattutto interna al nostro partito, perché l'obiettivo è quello di correre in coalizione, perché dove il centrodestra unito si presenta unito dimostra di saper amministrare bene e vince. Se però non ci saranno le condizioni, la Lega ha dimostrato, grazie alla presenza di tanti amministratori, di poter fare anche la corsa solitaria, però lì apriremo degli altri tipi di ragionamenti all'interno del nostro partito, ma con grande serenità. Io oggi sono chiamato a portare avanti le tematiche che vedo
vedono protagonista la città di Treviso, dai cantieri alla sicurezza, alla città universitaria, insomma siamo molto impegnati su questi fronti che sono molto pratici. Poi per il futuro vedremo un po' più avanti, però intanto mi lusinga, no, che venga accostato il mio nome a quel ruolo così importante. Sindaco, ma se ci fosse la possibilità, e sembra che sia così, del suo nome come Presidente della Regione, lei cosa risponderebbe? Ma io credo che a chiunque verrà chiesto la risposta sarà sicuramente positiva, e quindi dovessero chiedermelo a me ovviamente non mi tirerei indietro. È altrettanto vero che la fortuna di militare nella Lega è che ci sono davvero tante persone che sono capaci e in grado di ricoprire quel ruolo, a partire dal Presidente Zaia, però penso agli assessori regionali, consiglieri regionali, tanti sindaci, parlamentari, insomma c'è davvero un esercito di persone che potrebbe ricoprire quel ruolo, e sono convinto che a chiunque verrà chiesto la risposta sarà affermativa, compreso il sottoscritto ovviamente. Ed ora parliamo dei tradizionali pani e vin. La decisione è arrivata nel pomeriggio a Treviso città. I pani e vin sono salvi. Sono qui vicino, mi vado a riscaldare il pane e vino. Semaforo verde per i pane e vin a Treviso, decine di volontari possono così mettersi al lavoro e salvare la tradizione, da qualche anno soggetta ai rilievi sulla qualità dell'aria. Il via libera ufficiale è arrivato nel primo pomeriggio, quando Casugana ha preso atto dei dati dell'ARPAV, così come registrati dalle centraline del capoluogo. Abbiamo ricevuto il bollettino ARPAV che ci dice che le condizioni dell'aria sono migliorate. Siamo scesi in allerta verde, quindi come da ordinanza procederemo a dare a disposizione per l'esecuzione dei pane e vin. Un ok che, ribadisce il vice sindaco Alessandro Manera, tra l'altro assessore all'ambiente, non era assolutamente scontato. È sicuramente un dato importante, perché in caso di allerta arancione e allerta rossa questo non sarebbe stato possibile. 8 i falò che illumineranno la notte dell'Epifania in città, a partire da quello organizzato in via Caldibreda, alle case Piavone, dal gruppo folcloristico trevigiano, e poi Sant'Antonino, Sant'Avona, la parrocchia di San Bartolomeo, e ancora Selvana, Sant'Angelo, Sant'Anna di Monigo, San Giuseppe. E quindi buon pane e vino a tutti. Domenica sera si rinnoverà per la 58esima volta l'accensione dei pane e vin di Arcade, oltre 9 metri d'altezza, per uno spettacolo che il sindaco Presti ha predisposto nella massima sicurezza, soprattutto dopo quanto accaduto in Germania e a Capodanno a New Orleans e Rimini, previsti mezzi antisfondamento e agenti armati ai varchi. Noi abbiamo 6 più accessi alla piazza, e in ultimo avremo, oltre allo sbarramento con mezzo pesante, avremo comunque anche un uomo in divisa armato. Non scherza con la sicurezza il sindaco Presti. Guardie armate agli accessi nell'area del pane e vin ad Arcade. Del resto, con un'attesa di 10.000 persone nella piazza principale domenica sera, la responsabilità è tanta. Poi, considerando cosa è accaduto in America, in Germania, ma anche a Capodanno a Rimini, Presti ha chiesto aiuto a prefetto questore e comandante dei Carabinieri. E ringrazio anche il prefetto, il questore e il comandante dei Carabinieri per aver aderito alla mia richiesta dell'aumento di uomini rispetto agli anni passati. Abbiamo circa 70 persone che fanno volontariato tra Servizio Serte Treviso, Carabinieri in congedo di Montebelluna e gli alpini dislocati all'interno della piazza e dei parcheggi delle strade garantiranno la massima sicurezza. E a proposito di Rimini, Presti si schiera con il maresciallo dei Carabinieri. E auspico comunque anche lì che il Carabiniere comunque diventi un eroe e non un bandito come sta passando per la magistratura. Ma anche una volta dentro l'area ci saranno controlli sull'ordinanza che il sindaco ha appena firmato. Non è previsto e non è permesso che ci siano bottiglie di vetro vendute o immesse in piazza, petardi sparati o introdotti in piazza, né tantomeno spray urticanti di nessun genere. Ieri vi abbiamo raccontato l'abbandono selvaggio di rifiuti lungo la Treviso-Stiglia. Ebbene, mentre andava in onda il nostro servizio, qualcuno ha lasciato 2 sacchi di immondizia davanti all'abitazione del cittadino, che ha denunciato ai nostri microfoni l'azione degli ecovandali. I vicini mi hanno detto: guarda, stai attento perché potrebbe essere un avvertimento. Io la butto nel ridere, nel senso, poveretti, hanno voluto fare uno scherzo di cattivo gusto, tra l'altro, insomma, però la prendo così.
non è che questo mi spaventi più di tanto, perché continuerò comunque a fare quello che ho sempre fatto da anni, cioè vedere, tener pulito se ci sono altri versamenti che non dovrebbero esserci, avvertire e fotodocumentare come faccio. Vittore Trabucco non ha nessuna intenzione di farsi intimorire dal gesto di qualcuno che ha deciso di lasciare 2 sacchetti delle immondizie davanti alla sua abitazione, proprio mentre su Antenna 3 andava in onda il servizio nel quale lo stesso Trabucco raccontava dei continui abbandoni selvaggi di immondizie lungo l'ultimo miglio della Treviso-Stiglia, come è accaduto a Capodanno, quando sono stati lasciati tra la vegetazione un materasso e una lavatrice, riempita poi con dei petardi per salutare la mezzanotte, con un fragore che ha causato la morte di una lepre. Dichiarazioni, le sue, che secondo Trabucco potrebbero aver infastidito qualcuno. Ieri sera poi è finito il servizio, quindi ci siamo salutati, usciamo e abbiamo davanti a casa, perché casa mia, una gradita sorpresa. Secondo Trabucco lo stesso contenuto dei 2 sacchetti non sarebbe stato scelto a caso, ma potrebbe suonare come un messaggio nei suoi confronti. Visto che avevo parlato dei poveri animali terrorizzati dai botti, ecco, delle vitamine per loro, degli snack. Per me che così mi dicono sta calmo, sta tranquillo e fatti gli affari tuoi, ecco qua un antidolorifico e antinfiammatorio. Sorride, deciso a continuare a difendere l'ambiente dagli ecovandali, compresi quelli che hanno abbandonato i sacchetti davanti a casa sua. Questi qua li prendo, me li porto nei miei bidoncini, li differenzio e amen. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio. Partono i saldi. Secondo le previsioni di vendita i trevigiani dovrebbero spendere circa 300 euro a famiglia, ma la capacità d'acquisto della classe media è sempre più ridotta. Che i saldi continuano a mantenere il loro appeal, sono importanti perché comunque il riscontro del consumatore è proprio nel periodo dei saldi, ripeto 53% rispetto a un 20% del Black Friday. C'è chi li ha messi in discussione per modalità e tempistiche di applicazione, chi con gli acquisti online li ritiene superati da un mercato variegato in evoluzione e invece i saldi, nati con una legge che risale addirittura al 1939, continuano ad esercitare una forte attrattività. Della marca trevigiana gli addetti ai lavori guardano i saldi del gennaio 2025 con un cauto ottimismo, forti anche di incoraggianti previsioni d'acquisto. Noi sappiamo che i trevigiani spenderanno 241 euro per l'abbigliamento, 203 per le calzature e 179 per gli altri accessori di moda, però avranno un atteggiamento prudente e cauto. Prudenza e cautela prima di mettere mano al portafoglio sono per certi versi fisiologiche al periodo di incertezza economica, ma vengono anche da lontano, da un'evoluzione o involuzione dei salari che porta ad una spesa ponderata. L'82% dei trevigiani dichiara di sentire, diciamo, ancora il peso dell'inflazione o, se vogliamo, la ridotta capacità di acquisto, di potere d'acquisto del cosiddetto ceto medio. Il Censis ci ha parlato di sfibramento psicologico e economico appunto della classe media, di una riduzione del 7% in 20 anni di potere d'acquisto. Ed ora vediamo insieme le previsioni per il weekend con il generale Iannicelli. La situazione è in graduale cambiamento, l'alta pressione che ci ha protetto ormai si è dissolta, ne approfitta subito una depressione sull'Atlantico che ci spederà una serie di perturbazioni. Come evidente dalla carta del tempo, vedete la prima parte del primo sistema perturbato dell'anno che per domenica scorrerà su di noi apportando un peggioramento. Nei giorni a seguire avremo una serie di sistemi perturbati che scorreranno su di noi e renderanno una settimana di tempo all'insegna dell'instabilità. Più in dettaglio però prevediamo ancora per sabato, grazie alla protezione dell'alta pressione residua, ancora un cielo in prevalenza
poco nuvoloso o sereno. Dalla serata aumento della copertura ed ecco per domenica il sistema perturbato scorre su di noi, la parte calda, quindi una nuvolosità stratificata che copre quasi totalmente il cielo, ma il peggioramento ci sarà da lunedì ma soprattutto da martedì, quindi inizieranno gli effetti dei passaggi di sistemi perturbati, quindi avremo delle piogge che ci interesseranno in modo intermittente un po' tutta la settimana. E intanto i venti sono deboli, direzione variabile, le temperature previste sono tra -1 e 1 le minime, le massime dai 6-7 gradi. La prossima settimana cresceranno sia le minime che le massime, insomma non andremo sotto lo zero la prossima settimana. L'alta di carico tende al mosso, è tutto. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Una valanga si è staccata dalla cima della pista Labirinti in Tofana nel comprensorio sciistico di Cortina e fortunatamente non ha causato né feriti né il coinvolgimento di persone. Il fatto è accaduto poco prima delle 10:30 di questa mattina e a provocare il distacco sono stati 2 sciatori bolognesi che stavano scendendo sulla pista chiusa al pubblico per lavori di innevamento, apparentemente per recuperare un bastoncino da sci. La coppia è stata denunciata all'autorità giudiziaria dai poliziotti del commissariato di Cortina, allertato dagli agenti addetti al servizio di sicurezza e soccorso in montagna che per primi sono intervenuti facendo convergere in zona decine di uomini del soccorso alpino e della Guardia di Finanza con 3 unità cinofile, oltre all'elicottero del SUME che ha sorvolato la pista in tutta la sua estensione. Le operazioni di bonifica della superficie della valanga sono proseguite per diverse ore, in corso gli accertamenti svolti dal commissariato di Cortina. E rimaniamo a Cortina, l'ospedale Codivilla elevato al rango di Policlinico Olimpico, è tutto evidenziato nel piano varato dalla Regione Veneto che ha approvato il progetto preliminare in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, l'organizzazione è affidata all'ULSS Dolomiti. L'ospedale Codivilla tornerà ad essere un punto di riferimento importante per chi abita a Cortina, nella provincia di Belluno, per chi ci lavora e per chi la sceglie come meta delle proprie vacanze. E nel 2026 anche per atleti e squadre che gareggeranno ai Giochi invernali, nella sua funzione di Policlinico Olimpico. La Regione ha approvato il progetto preliminare dei servizi sanitari e affidato l'organizzazione all'ULSS 1 Dolomiti. È una sfida importante, quello che ci aspetta e che vogliamo assolutamente cogliere e vincere. È stato predisposto un gruppo di lavoro che sta affrontando sia le tematiche di carattere amministrativo ma soprattutto quelle di carattere sanitario, di salute pubblica, di emergenza urgenza, di cure primarie. Per riuscire a fare del Codivilla il Policlinico Olimpico, Regione e ULSS hanno dovuto assecondare le richieste della GVM che gestisce l'ospedale, concedendo i 20 milioni che mancavano all'appello per coprire i costi per l'esecuzione dei lavori. In base all'accordo sottoscritto un mese fa, le opere dovranno essere concluse entro il prossimo settembre, pena, sanzione con penali. Ma tutto lascia pensare che questa volta il cronoprogramma sarà rispettato perché la copertura dei servizi sanitari è tra le garanzie fornite dalla Regione Veneto al CIO. La delibera approvata oggi a Palazzo Balbi è un documento cornice che dovrà essere adattato in base al dimensionamento degli eventi. Ma già gli elementi identificativi del piano sono chiari. All'ULSS 1 sono affidate tutte le attività amministrative connesse alla gestione dei servizi sanitari, confermato il dottor Paolo Rosi, direttore del Dipartimento regionale del SUEM, nel ruolo di manager per l'evento. Definite le modalità di regolazione dei rapporti con le altre ULSS venete per fornire supporto di personale. A evento chiuso, il Policlinico Olimpico a disposizione di atleti, squadre e popolazione presente durante l'evento, il Codivilla sarà restituito totalmente alla comunità. Con 86 posti letto di area medica, di area chirurgica, di area riabilitativa, affiancato all'interno dell'ospedale da servizi di diagnosi e cura, da un servizio di pronto soccorso e da un'ampia area ambulatoriale. Intanto, proprio in vista dei Giochi Milano-Cortina 2026, oggi i presidenti delle 3 province interamente montane, Belluno, Sondrio e Verbania, Cusio, Ossola, si sono incontrati a Sondrio, montagna palcoscenico d'eccezione a livello globale, e per questo l'obiettivo è di individuare un'azione comune da sottoporre alle rispettive regioni per cercare di risolvere difficoltà oggettive che richiedono grandi sforzi sui territori estremamente fragili dal punto di vista idrogeologico, logistico e infrastrutturale.
Da questo percorso comune, ha detto il presidente Roberto Padrin, a fine incontro sono certo emergeranno proposte concrete per riconsiderare il ruolo della montagna e di conseguenza la sua valorizzazione. Pedaggi più cari a fronte di cantieri infiniti contro il nuovo aumento scattato il 1° gennaio per la tratta della 27 Venezia-Belluno, che porta la tariffa a 9,20 euro, scatta la protesta dei bellunesi. Il 2025 si è aperto con la notizia del rincaro del pedaggio autostradale per la tratta della A27 Venezia-Belluno, che dal 1° gennaio costa 9,20 euro, più 1,80% l'incremento stabilito da Autostrade per l'Italia, che la concessionaria ha giustificato con l'inflazione e i costi di manutenzione delle infrastrutture. I rincari dei pedaggi sono diffusi in tutta Italia, ma quello per percorrere la A27 fa rumore, visto che la tratta è puntellata da anni da infiniti cantieri che vincolano gli automobilisti a gincane fra cambi di corsia e velocità che non supera talvolta i 50 km/h. E stavolta i bellunesi hanno deciso di fare la voce grossa. Ieri una petizione è stata lanciata su change.org. Nonostante il servizio limitato, il pedaggio è un costo ingiusto per una viabilità compromessa, dicono i promotori, che chiedono l'esenzione del pedaggio nei tratti interessati dai cantieri, maggiore trasparenza sui tempi e le modalità dei lavori, un piano concreto per ridurre l'impatto sulla comunità. Un'autostrada efficiente non è un lusso ma un diritto, ed è ora che chi gestisce la A27 ascolti le nostre richieste, si afferma nella petizione. Le adesioni sono già numerose. Aumenti paradossali a fronte di disservizi, tuona Claudia Scarzanella, presidente di Confartigianato Belluno, che afferma: si parla tanto di lotta allo spopolamento delle terre alte, ma con i rincari dei pedaggi certo non si favoriscono gli spostamenti verso la montagna, non solo per i turisti ma anche per chi viaggia per lavoro. Ed ora la rubrica dedicata a voi e alle natività realizzate da nonni, nipoti, genitori e associazioni. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi, realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se vorrete potrete fare una breve descrizione del presepe e registrare anche i vostri auguri. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso, 351 1755 340. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. E dunque siamo al tuo presepe. Stasera vediamo la natività in giardino realizzata da Ilario Roberto con i nipoti Giorgia, Alessia, Enrico e Nicolò a Gorgo al Monticano, e le creazioni di Graziella Zuccon di Ponte della Priula e Luigi Urdic di Postioma e Orlando Baesse di Casale sul Sile. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.